È possibile che le abbiano fatto il vuoto attorno? Sì, è possibile, comunque soprattutto certe strade sono sicuramente precluse, questo senza dubbio. Ci sono delle proposte in atto, sicuramente comunque diciamo che il mio nome può fare una certa paura perché viene associato a trasparenza e la trasparenza non è una cosa sempre gradita. Quando l'amore per la verità costa caro. Francesco Zambon l'ha vissuto sulla sua pelle, da guida della sede dell'OMS di Venezia a senza lavoro e con il vuoto attorno. Non di tutti, certo, visto che fin da subito è nato un comitato spontaneo di cittadini da tutta Italia a suo favore, lo stesso che domani alle 11 manifesterà per lui in contemporanea a Venezia, in campo San Geremia, e a Napoli, in piazza del Plebiscito, tutti con Francesco Zambon. Certo, resta la vicenda di uno scienziato di caratura senza occupazione e costretto a tornare a vivere in famiglia. Le dimissioni dall'OMS e la conseguente rinuncia al TFR, l'impossibilità di poter vivere in una casa a Venezia senza entrate e la scelta di cambiare per il momento vita. Nel momento in cui ho firmato le dimissioni ho anche firmato lo stesso giorno un contratto con un'agenzia per le affittanze brevi ed è anche in vendita in realtà la casa. Sì, e quindi sono in un micro appartamento in montagna di proprietà della famiglia. In mezzo alla baraonda del caso Dossier, quel documento sulla gestione del Covid in Italia, redatto con obiettività e sparito quasi subito dal sito dell'OMS perché accertava il mancato aggiornamento del piano pandemico dal 2006 e narrava di un Veneto che, dati alla mano, aveva gestito meglio di Roma il ciclone Covid nella prima ondata. Le fortissime pressioni dall'alto tollerate per mesi fino alla decisione di dire addio. Una battaglia ancora aperta, raccontata nel libro Il pesce piccolo e affrontata anche con ironia su quella trasparenza poco amata da qualcuno. A questo punto mi aspetto di fare da testimonial di una gioielleria, forse per diamanti, a questo punto sarebbe più appropriato piuttosto che per la sanità. O di un'acqua liscia? O di un'acqua liscia, sì, esatto.